Entrambe le fusioni proposte nel Padovano sono state bocciate. Finisce così l'avventura di Terre Conselvane, che coinvolgeva le comunità di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana e di Fortezza d'Adige, qui fusione a due tra Castelbaldo e Masi. Per il referendum consultivo di Terre Conselvane, che ricordiamo era privo di quorum, hanno votato in totale il 50,33% degli aventi diritto. Nel dettaglio, a Cartura hanno votato il 59,62%, a Conselve il 43,89% e a Terrassa il 58,42%. In tutti e tre i comuni a prevalere è stata la linea del no, con 5.674 voti complessivi contro i 1.408 sì. Situazione parzialmente diversa per Fortezza d'Adige, dove l'affluenza totale è stata del 43,9%. A Masi vincono leggermente i sì, ma è Castelbaldo che affonda la fusione. In generale, nel Veneto, delle 10 fusioni previste, 5 sono state bocciate, mentre 5 avranno luogo. Sfishmer Channel News, Conselve.